ore il nuovo decreto della Regione in tema coronavirus. Il Presidente Zaia invita i veneti a non abbassare la guardia, ma di fatto ha aggiunto con il nuovo DPCM il lockdown si allenta per le imprese. In giro a far festa nonostante i divieti, a Venezia i carabinieri denunciano 20 persone in una sera per inottemperanza delle limitazioni imposte per il coronavirus. Ci vorrà un anno prima che il turismo a Venezia si riprenda dalla crisi innescata dall'epidemia, la previsione del presidente di Confindustria Vincenzo Marinese. Media Nord-Est al primo posto tra i gruppi editoriali dell'emittenza locale, il commento del direttore Bacciali, nelle emergenze uno speciale rapporto delle nostre emittenti con i cittadini. Il Partito Democratico chiede al Comune di Venezia di intervenire anche in soccorso di chi fatica a pagare gli affitti perché non ci sono guadagni causa emergenza virus. Tra le numerose categorie messe in ginocchio da questa lunga emergenza c'è anche quella degli asili nido privati, l'appello alle istituzioni di chi teme di non sopravvivere a questa crisi. Dopo l'istanza di separazione, ha subito violenze, soprusi e minacce dal marito, il giudice dispone l'allontanamento di un 59enne dalla casa familiare a Spinea. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, alcuni numeri di questa emergenza virus prima di passare al primo servizio di questa sera. Sono 13.891 secondo il report della regione di questa sera i contagiati in Veneto, quindi più 123 rispetto al bollettino emesso questa mattina. Gli attualmente positivi 10.713, si registrano purtroppo 16 decessi in più rispetto al mattino. Questo il quadro per quanto riguarda i numeri, e tra poche ore ci sarà il nuovo decreto della Regione in materia coronavirus. Il Presidente Zaia invita i veneti a non abbassare la guardia, ma aggiunge di fatto col nuovo decreto del governo il lockdown non c'è più. Il nostro indicatore è questo, guardate dove sono. Se non funziona, questo numero salirà sempre di più. È brutto dirlo, ma questo è il punto di caduta. Se qualcuno pensa che l'apertura significhi fermo baldoria, tutto come prima, no. Ci arriveremo a quel giorno, ma bisognerà avere un attimo di pazienza. Ad oggi in Veneto ci sono stati 739 morti per coronavirus solo nelle strutture ospedaliere. Il cartello lo fa vedere 2 volte, Zaia, a ricordare cosa è successo e dove si potrebbe tornare se da domani si abbassa la guardia. La Regione sta per varare una nuova ordinanza, ma lo scenario a livello nazionale è cambiato dopo l'ultimo DPCM. Penso che si va a conclamare quello che vi sto dicendo io da giorni, che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori, ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Zaia annuncia controlli serrati dello Spisal sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, ma da martedì, aggiunge, il Veneto non sarà più quello delle ultime settimane. La strategia cambia, tanto è vero che stiamo scrivendo l'ordinanza, domani immagino ve la presenteremo, perché l'ordinanza la vogliamo riammettere, però avrà un cambio di strategia, si concentrerà di più su quello che sono i dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che alla luce di quello che sta accadendo ovviamente rischiano di sparire. Però non vi anticipo nulla perché è pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto a alcuni temi. È tanto arrivata a 2.000 euro la quotazione del mega uovo di Pasqua da 10 kg ricevuto in dono da Zaia, che l'ha subito messo all'asta. Il ricavato sarà devoluto ad enti che operano nella sanità. A Venezia intanto i carabinieri hanno denunciato 20 persone in una sera per inottemperanza alle limitazioni imposte per il coronavirus. Prima 10 giovani sorpresi durante una festa in un centro culturale di Cannareggio con tanto di musica e alcolici, tutti sprovvisti della relativa documentazione, non in grado di fornire motivazioni plausibili per quell'incontro. Poche ore dopo, vicino a San Marco, sono state denunciate altre 10 persone già note alle forze dell'ordine, intente a consumare alcolici per strada. Questi soggetti, in preda ai fumi dell'alcol, oltre a essersi rifiutati dapprima di fornire le proprie generalità, erano sprovvisti delle relative autocertificazioni.
Ci vorrà un anno perché Venezia, prima che il turismo a Venezia si riprenda dalla crisi innescata da questa emergenza sanitaria, a dirlo il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese. Sarà un'estate in quarantena, saremo ancora in quarantena. Del turismo se ne potrà riparlare marzo-aprile del 2021. Non si tratta di essere né pessimisti né ottimisti, ma realisti. Secondo il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, dal 23 febbraio, dal giorno dopo il primo caso di coronavirus in Veneto, è iniziata un'emergenza sociale ed economica che non finirà presto, soprattutto per l'attività cardine su cui è basata l'economia di Venezia e di parte del suo entroterra, il turismo. A livello mondiale e soprattutto a livello europeo non ci sarà il liberi tutti. E perciò la gente non si muoverà, le persone non si muoveranno con la stessa facilità con cui si muovevano prima, e questo inevitabilmente avrà una ricaduta drammatica in una condizione in cui già abbiamo perso tanto, a Venezia poi ancora di più con l'acqua alta e col carnevale, e perciò dobbiamo andare incontro a questa diagnosi. Marinese è per la riapertura delle imprese che possano garantire la sicurezza dei lavoratori, non solo in azienda, ma per esempio anche nei mezzi pubblici che li devono trasportare. Una posizione che ha comunque aperto un vivace dibattito tra la Confindustria e i sindacati, anche a Venezia. È ovvio che tra noi e i sindacati in questo momento c'è una diversa veduta, però l'obiettivo è comune. Il problema fondamentale è che in questo confronto abbiamo un obiettivo comune, perché i sindacati vogliono tutelare la salute dei lavoratori e noi lo vogliamo fare nello stesso identico modo. Il problema è che loro ritengono che la tutela passi attraverso la chiusura e noi riteniamo che la tutela invece passi attraverso un controllo scrupoloso di quelle che sono le dotazioni di sicurezza. È lì, ma non è uno scontro, è un confronto. Un'emergenza sanitaria che ha varie facce e che ha naturalmente anche quella economica, lo abbiamo appena sentito. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose sul quale il governo sta vigilando e un appello proprio al governo arriva da Unioncamere Veneto. È un tema fondamentale perché se dobbiamo dare liquidità alle imprese immediatamente, naturalmente bisogna evitare che questi soldi vadano alle mafie, vadano alle cosche. Nei tempi di crisi ci sono sempre gli sciacalli che speculano dal punto di vista economico, finanziario, sociale, per la disgregazione sociale della coesione sociale. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo semplicemente tenere alta la guardia. È uno degli aspetti più allarmanti della crisi economica che sta attanagliando le imprese anche in Veneto, quello del rischio di infiltrazioni mafiose. Il virus può alimentare il racket. La cronaca giudiziaria degli ultimi mesi con il caso Eraclea in primo piano dice che il fenomeno va monitorato anche a nord-est. C'è un grande lavoro da parte del Viminale, c'è un grande lavoro anche per esempio del COPAS, del Comitato parlamentare per i servizi segreti. Ma per le categorie economiche c'è un altro rischio, come sottolinea il presidente di Unioncamere del Veneto. La burocrazia si deve combattere pari alla mafia, pari alla crisi, al coronavirus che si sta combattendo adesso, perché è il secondo coronavirus la burocrazia per il nostro Paese. E a proposito del sistema Paese, Pozza lancia un messaggio al Presidente del Consiglio. Magari iniziare a fare una riforma vera e propria del fisco, non possiamo avere una tassazione così alta, altrimenti le tasse le portano fuori dall'Italia, ma non solo le tasse, perché poi c'è tutto un indotto di professionisti, di competenze che seguono le imprese quando vanno fuori. Un'emergenza dunque quella del coronavirus che il nostro gruppo Media Nord-Est sta seguendo costantemente, tanto da essere risultato a marzo il primo network televisivo locale in Italia per ascolti. Sentiamo le parole del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera, buonasera. Nel nostro mestiere si usa definire un inviato al fronte come un embedded, termine inglese che significa incastonato. E infatti quando si è in prima linea, più che al seguito di un esercito, ci si ritrova quasi a farne parte. E non è una novità se pensiamo a un antico cronista, il primo Tucidide, che descrisse la guerra tra Atene e Sparta avendovi partecipato. Oggi è certamente questa la condizione dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est in questa guerra cruenta al coronavirus. Da 2 mesi siamo nuovamente al fronte con una grande mobilitazione
di uomini e di mezzi. Lo siamo già stati negli anni scorsi a causa, come ricorderete, delle alluvioni, delle trombe d'aria, degli uragani e delle acque alte che hanno devastato in questi ultimi anni il Veneto. Ma in quelle circostanze si trattava di fulminei bombardamenti chirurgici della natura che provocavano danni ingenti in aree ristrette, colpendo solo una parte della popolazione. Vi avevamo mostrato case sepolte dal fango, gente con l'acqua alla cintola, tetti scoperchiati, milioni di alberi abbattuti. Questa pandemia invece non risparmia nessuno ed è un nemico invisibile che non possiamo mostrare in diretta mentre continua a mietere vittime, anche se adesso i dati stanno migliorando, e a seminare il panico non solo tra Verona e Trieste, non solo a nord-est, ma in tutto il mondo. Anche noi che siamo sempre sulla notizia, a stretto contatto con chi vive in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, siamo costretti a mantenere le distanze e non possiamo nemmeno esprimere, come altre volte, umana solidarietà con un sorriso o con una pacca sulle spalle alle vittime del virus e a chi ha paura di rimanerne contagiato. Abbiamo microfoni allungati e le mascherine che ci rendono inespressivi e apparentemente lontani. Mostriamo gli occhi della gente con gli occhi delle telecamere, ma con gli occhi e le parole dei nostri inviati di fronte ai Covid Center, alle case di cura e altrove, e di tutto il personale di Media Nord-Est, diamo con spirito di servizio risposte, assistenza e, per quanto c'è possibile in queste circostanze, conforto. Io credo sia stata anche questa sensibilità e questa nostra sincera e rinnovata partecipazione al dramma di milioni di cittadini a consentirci di diventare oggi il primo gruppo televisivo locale in Italia. Non bastano ore di diretta, interviste esclusive, la credibilità di un'informazione capillare e fondata sulle fonti ufficiali nel momento in cui fioccano le fake news provocando danni incalcolabili. Non basta dare notizie, non basta una fredda professionalità. Servono il cuore e l'anima in questo mestiere. Noi ne facciamo largo uso e il nostro grande pubblico lo sa e ci premia seguendoci giorno e notte su Rete Veneta, Antenna 3, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste. Voglio citare quanto ci ha detto ieri l'ingegner Filippo Giannakopoulos, che guida il nostro gruppo e lo ha portato in pochi anni a questo eccezionale primato. Il nostro, ha detto, è sicuramente un sacrificio collettivo che va al di là delle dinamiche aziendali. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti. In questo periodo, continua Filippo Giannakopoulos, abbiamo messo tutti al centro del nostro operato i nostri telespettatori. È per loro che il nostro lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio. Il nostro lavoro è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, ha salvato vite. Mai come in questo periodo, ha concluso Filippo Giannakopoulos, siamo stati e siamo servizio pubblico. Mi pare che non servano altre parole da aggiungere. Grazie, davvero grazie a tutti e buona Pasqua da parte di tutti noi di Media Nord-Est. Grazie al nostro direttore Luigi Baccialli. Continuiamo a parlare di questa emergenza che ha colpito anche proprietari e locatari. Per questo il Partito Democratico in Consiglio Comunale lancia una proposta. Sentiamo. Abbiamo presentato una proposta al Comune di Venezia perché si attivi fin da subito a costituire una cabina di regia fra i proprietari e i locatari di negozi artigianali o commercianti. Purtroppo sempre più molti negozianti o artigiani, a causa della chiusura decretata dal decreto del Presidente del Consiglio, sono in estrema difficoltà a pagare il proprio affitto. Noi chiediamo di provare a fare questa cabina di regia per trovare delle soluzioni anche in accordi bonari che riducano momentaneamente gli affitti, che ne dilazionano il pagamento, che vadano incontro appunto alle esigenze di entrambi i soggetti. Il Comune può farsi e deve farsi parte attiva, in particolare anche con tutti quei soggetti come le IPAB che detengono immobili anche a fini commerciali e artigiani.
è necessario fare tutto lo sforzo possibile per andare incontro a tutte quelle realtà economiche che oggi stanno soffrendo. Il Partito Democratico chiede dunque al Comune di intervenire anche in soccorso di chi fatica a pagare gli affitti perché non ci sono guadagni causa emergenza coronavirus. Ma i consiglieri si erano già mossi in tempi non sospetti con una proposta ad hoc proprio in tema di locazioni. È la necessità di costituire un fondo di garanzia affinché i proprietari decidano non più di dare in affitto a locazioni turistiche ma ai residenti. Oggi serve pensare a una nuova idea di città che si basa su ritornare alla residenza, ritornare al negozio di vicinato, ritornare a una città viva. E tra le numerose categorie messe in ginocchio dall'emergenza coronavirus c'è anche quella degli asili nido privati, di cui si parla però poco, e da questa categoria parte un appello alle istituzioni. La situazione è difficile per noi come nidi, siamo in contatto con altre strutture come le nostre, della provincia di Venezia, di Vicenza, di Verona, di Padova, di Treviso, di Belluno, e ci stiamo veramente allargando per cercare di riunire le nostre forze e far sentire la nostra voce. Non è facile, oggi nessuno parla di noi, di fatto succede questo. Si è parlato di chiusura dal 23 febbraio, ricordiamocelo, noi siamo chiusi dal 23 febbraio e ad oggi nessuno si è ricordato di noi. Nessuno parla della nostra categoria. Laura gestisce il nido Raggio di Sole di via Miranese a Mestre insieme alla sorella Barbara, e da quando sono state messe in campo le misure di contenimento per contrastare il contagio del virus, la situazione per loro è diventata difficilissima da sostenere, sopravvivendo con le rette dei genitori. Noi siamo veramente in difficoltà e pensare di arrivare così come siamo oggi a settembre è praticamente impensabile. Che il nostro fa parte di quei servizi che devono essere considerati essenziali. Cioè le famiglie hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno d'aiuto e noi glielo diamo. Anche per questo il nido tiene le porte aperte nel periodo estivo. La nostra idea, ne abbiamo veramente tante perché ne stiamo pensando ogni giorno per trovare una soluzione per tutti, ma ripeto, per tutti, non è solo per noi per sopravvivere, ma è per un genitore che può riprendere a lavorare o fare uno smart working in serenità, senza avere questo altalenarsi di giornata che va tra il computer e il bambino. È la serenità del dipendente che può tornare a lavorare, però lavorare in sicurezza, entrate monitorate, entrate a scaglioni, oppure gruppi che fanno solo il mattino, gruppi che fanno il pomeriggio. Però vi prego che qualcuno ci dia una mano e ci ascolti, ci faccia capire che siamo ascoltati, che esistiamo, che si ricorda che ci siamo anche noi. E veniamo alle famiglie in difficoltà perché continua la distribuzione di beni di prima necessità avviata ieri pomeriggio nel territorio comunale, anche oggi centinaia di consegne. Abbiamo consegnato ora anche un carico di kit alimentari a Casa San Giuseppe, a Suor Daniela. Qui fanno attività caritativa importante perché servono pranzi e hanno anche un dormitorio per persone bisognose. A seconda tappa, nel frattempo al Lido e a Pellestrina sta arrivando un altro convoglio e sta distribuendo anche al Lido a Pellestrina. Quindi anche oggi, entro oggi, riusciremo a coprire alcuni punti del centro storico da cui poi partiranno ulteriori contributi e spedizioni. Una distribuzione capillare che in poche ore ha raggiunto il territorio comunale. È scattata venerdì pomeriggio la consegna dei kit alimentari di prima necessità per aiutare i cittadini che si sono ritrovati in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus. In ogni scatolone ci sono alimenti sufficienti per una settimana a persona. Un impegno importante che va di pari passo con l'ordinaria attività che il Comune di Venezia ha sempre fatto nell'ambito del sociale e con l'impegno straordinario messo invece in atto in queste settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E sono tante le iniziative benefiche in questo periodo di Pasqua nelle isole, dalla consegna di 500 colombe alla pizza offerta dai ristoratori a chi non se la potrebbe permettere. In tempo di crisi, affetto e calore, piccoli gesti, il virus si combatte anche così. Un gesto semplice che ha portato affetto e calore a tanti cittadini. È quello voluto dall'imprenditore Antonio De Martino, che con il suo gruppo Coesione per vincere la diffusione ha voluto offrire circa 500 colombe alle parrocchie, alle famiglie bisognose e al personale sanitario. Ringrazio nella persona di De Martino, Antonio, vorrei ringraziare questo gruppo
che si sta interessando per questa pandemia che speriamo termini, però dalle notizie sembra che la cosa vada avanti e quindi adesso è importante la solidarietà. Tra le iniziative, alcuni ristoratori si sono mobilitati per offrire la pizza a chi non potrebbe permettersela, portandola direttamente a casa, e sono pronti a preparare un pranzo di Pasqua speciale per le famiglie bisognose. Noi parroci del Lido ci siamo messi d'accordo e di coalizzare tutta la nostra carità, che è proprio l'insieme della carità di tutti, in questa parrocchia, ecco, di Sant'Ignazio. Un augurio di cuore per tutti. Pasqua vuol dire anche questo passaggio dall'individualismo che forse fino adesso regnava un pochettino, invece alla solidarietà, e quindi questo è un'occasione grande che ci è data anche dalla provvidenza, chiamiamola così, ecco, per guardare di più agli altri che a noi stessi. Approfitto per fare, a nome dei miei confratelli, un augurio a tutti quelli che in questo momento si interessano degli altri. Buona Pasqua. La cronaca, dopo aver ottenuto l'istanza di separazione, dopo aver sopportato a lungo violenze e soprusi, ha continuato a subire minacce dal marito 59enne, spaventando anche i figli. Avrebbe costretto la donna anche a rinunciare a qualsiasi tipo di pretesa economica, alla pari della casa familiare. Dopo la denuncia alle forze dell'ordine sono partiti gli accertamenti che hanno portato il GIP del Tribunale di Venezia a disporre l'allontanamento del 59enne appunto dall'abitazione familiare. È spettato ai carabinieri di Spinea eseguire l'ordinanza del giudice. Cambiamo decisamente tema. Il direttore del festival, Alberto Barbera, scandisce le prossime tappe del percorso di preparazione della kermesse cinematografica in attesa della decisione finale a maggio sullo svolgimento dell'evento in programma al Lido a inizio settembre. La 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, momento di ripartenza per tutto il paese dopo l'incubo coronavirus. Ma la chiacchierata pasquale del direttore del festival, Alberto Barbera, inizia con un pensiero dedicato a noi e a voi, nostri telespettatori. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Media Nord-Est. So che avete raggiunto un bel traguardo, quello delle televisioni più viste in Italia, complimenti naturalmente anche da parte mia, e un augurio di buona Pasqua. La Pasqua è simbolo di resurrezione, qualcosa di cui sentiamo tutti il bisogno in questo momento di così grande difficoltà. Soltanto le generazioni che ci hanno preceduto hanno conosciuto qualcosa di peggio. Il pensiero va già alla fase 2 dell'emergenza. Aspettiamo tutti la fase 2, l'attendo anch'io naturalmente con grande ansia, per capire soprattutto se si riuscirà a realizzare la prossima Mostra del Cinema di Venezia. Ci auguriamo tutti che si possa fare, naturalmente io sto lavorando per quello assiduamente, vedo ogni giorno tantissimi film che mi arrivano da tutto il mondo via link. Sarebbe un bel segnale, sarebbe quel segnale di ritorno alla normalità che tutti auspichiamo e per il quale ci battiamo ogni giorno. Un consiglio per questi giorni di festa da trascorrere a casa. È vero che possiamo scoprire altri piaceri magari dimenticati e rimossi, come la lettura, l'ascolto di buona musica, il rapporto con i familiari che spesso tendiamo a trascurare. Ma c'è un appuntamento da non mancare. E sarebbe bello se la Mostra del Cinema di Venezia fosse il momento in cui questa attesa viene finalmente premiata da un evento capace di raccogliere tantissime persone e condividere il grande piacere della visione di film belli provenienti da tutto il mondo. Quindi, ripeto, tantissimi auguri di buona Pasqua, con l'auspicio che potremo tornare presto a una vita normale. Vi ricordo in chiusura domani dalle 10 la diretta della messa del Patriarca da San Marco. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben
Bentrovati al meteo. Sarà una Pasqua con l'alta pressione ancora piuttosto forte sul nostro territorio. Giornata di festa dunque con sole e caldo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile sui monti ma senza ulteriori conseguenze e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 25. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, avremo al massimo qualche nube a carattere sparso. Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 25. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove non cambia sostanzialmente la situazione, anche qui sarà una splendida giornata di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 9 gradi, massime sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, da parte mia i migliori auguri di una serena Pasqua. Arrivederci.